Partirà la prossima primavera il cantiere da quasi 13 milioni di euro della Cittadella della Giustizia Udine. La struttura, che sorgerà nell'ex Stringer, ospiterà anche la nuova procura e i lavori dovrebbero concludersi entro il 2026. Infermiera presa a calci da un paziente della REMS di Maniago, struttura con persone che hanno commesso reati affette da disturbi mentali. La denuncia del Nursing: qui non vuole lavorare nessuno, serve una guardia giurata. Niente luminari natalizi a Valvasone Arzene, i 35.000 euro risparmiati saranno trasformati in buoni spesa per le famiglie che potranno spenderli nelle attività del paese. La fisarmonica di Leonardo da Vinci, che ha anticipato pezzi di 300 anni, l'invenzione della fisarmonica è tra i pezzi forti della mostra sulla storia della fisarmonica, che sarà inaugurata sabato a Fagagna. Può forse solo sperare di recuperare Nighting Sottil in vista del Napoli, ancora Auto, Doge, Becao e Mac&Go, intanto Bossé va ai mondiali. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. È di 12.800.000 euro la spesa prevista per la realizzazione del primo lotto della Cittadella della Giustizia a Udine, con la ristrutturazione dell'ex scuola Stringer tra Via Crispi e Largo Ospedale Vecchio. I lavori cominceranno nel 2023 per concludersi entro il 2026. Partiranno nel 2023 i lavori di ristrutturazione dell'ex scuola Bonaldo Stringer, che diventerà la nuova sede della Procura della Repubblica di Udine, portando così a compimento il progetto di realizzazione della Cittadella della Giustizia, Tribunale, Procura, uffici giudiziari. Il nostro impegno è molto forte perché stiamo parlando di 12 milioni di euro, quindi un intervento costoso, importante, che porterà un bel lavoro qui in città e che, ripeto, darà lustro e soprattutto funzionalità a questi uffici. Tutto dovrà essere completato chiaramente entro il 2026. Sì, perché gran parte del finanziamento, più di 5 milioni, arrivano dal PNRR e lì i tempi sono molto stretti, ecco perché adesso il prossimo anno partirà la gara e a metà anno senz'altro ci sarà l'assegnazione e quindi inizieranno i lavori ed è importante che questi si concludano entro il 2026. L'intervento complessivo, che riguarda i lavori su un totale di 3.400 metri quadri e un volume di 19.000 metri cubi, non intaccherà la parte esterna del fabbricato, essendo un bene vincolato, mentre all'interno saranno apportate modifiche sostanziali senza però sostituire lo scalone monumentale dell'atrio. L'edificio sarà antisismico e dotato di tutti i sistemi che consentono il risparmio energetico. E sono almeno un centinaio le persone che si trasferiranno nei nuovi locali della Procura di Udine, che attualmente paga a privati oltre 350.000 euro all'anno di affitto. Per il procuratore Massimo Lia, oltre al risparmio economico, la vicinanza al Tribunale consentirà di assicurare un miglior servizio. La messa a disposizione dei fondi per la realizzazione di un'agorà della giustizia in Udine è una buona notizia per il territorio udinese, soprattutto in tempi difficili come quelli presenti. Lo ha sottolineato il presidente del Tribunale di Udine, Paolo Corder, rimarcando il fatto che i trasferimenti di atti e fascicoli, talvolta voluminosi, tra la sede attuale della Procura e il Tribunale e viceversa, avviene almeno 6 volte al giorno, impiegando notevoli risorse di personale che tra l'altro è carente. La Procura di Udine attualmente occupa un edificio privato e paga un'indennità di occupazione, essendo scaduto il contratto di locazione, che ha un rilevante importo economico, così come anche le sezioni di polizia giudiziaria e l'ufficio di sorveglianza sono anch'essi in rapporto di locazione con una società privata e in prospettiva dovranno anche loro trasferirsi in un secondo momento in questo nuovo edificio. Tra noi e gli uffici della Polizia Giudiziaria e del Magistrato di Sorveglianza sono circa 350.000 euro all'anno che vengono corrisposti per questa locazione. A livello di magistrati la Procura adesso ha una vacanza d'organico di 2 unità che diciamo è fisiologica, ma la vacanza d'organico principale è quella del personale amministrativo, che oscilla fra il 30 e il 40%.
Ultimo atto del processo che vede imputato un ex professore dello Stringer per molestie e violenza sessuale su 11 allieve. Oggi la ringa del difensore dell'ex docente, per il quale si tratta di un processo basato su voci di corridoio. La sentenza è attesa per dicembre. Un processo basato sulle voci di corridoio, nel quale gli inevitabili contatti fisici dovuti alla materia insegnata sono diventati molestie e violenze sessuali. E questa è in estrema sintesi la ringa dell'avvocato Stefano Command nel processo che vede imputato un ex professore dello Stringer di Udine di 64 anni, docente di Sala Bar, accusato di molestie e violenza sessuale aggravata nei confronti di 11 allieve della scuola tra il 2016 e il 2018. In particolare ci sarebbero stati toccamenti e strusciamenti anche delle zone erogene di alcune delle giovani. Una settimana fa il PM Elena Torresin ha chiesto una condanna a oltre 11 anni di reclusione. Il legale, che ha parlato per quasi 4 ore, è partito dalla vaghezza del capo di imputazione sui tempi e luoghi delle presunte violenze e molestie, per poi sottolineare che le parti lese sono state portate dal contagio dichiarativo, ovvero nel parlare tra loro e con i compagni, a dipingere come sessualmente rilevanti alcune condotte che inizialmente non erano state interpretate come tali. Nella prima metà del 2018 il professore, già tacciato di pedofilia dalle voci d'istituto, fece solamente 5 lezioni nelle quali il contatto fisico è inevitabile per insegnare i giusti comportamenti o il corretto abbigliamento da tenere durante il servizio. Coman ha insistito sul fatto che durante il processo alcuni compagni di classe delle ragazze hanno testimoniato di aver visto i toccamenti del professore nel momento in cui non erano nel laboratorio. Il difensore ha concluso chiedendo ai giudici la soluzione o, nell'ipotesi di colpevolezza, di valutare se le condotte del suo assistito siano sessualmente rilevanti. La sentenza è attesa per fine dicembre. Un'infermiera è stata aggredita da una paziente alla REMS di Maniago, struttura che ospita persone che hanno commesso reati affette da disturbi mentali. La denuncia del sindacato Nursind, che dice la collega è stata presa a calci. Qui non vuole lavorare nessuno, serve una guardia giurata H24. Un'infermiera che lavora alla REMS di Maniago, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che ospita persone che hanno commesso reati affette da disturbi mentali, è stata aggredita durante il turno di lavoro nella serata di mercoledì 9 novembre. A denunciare l'episodio è Gianluca Altavilla, segretario del Nursind di Pordenone. Una nostra collega è stata aggredita fisicamente e verbalmente. Un paziente della REMS le ha tirato un calcio e ha messo a soqquadro l'ufficio infermieristico e la cucina, spiega l'esponente del sindacato degli infermieri. Gli altri pazienti erano molto spaventati, anche perché l'uomo ha continuato a essere verbalmente aggressivo fino all'arrivo dei carabinieri. Alla vista delle forze dell'ordine la tensione si è allentata, quindi è stato possibile somministrare al soggetto, che aveva dato in escandescenze, la terapia e farlo ricoverare in psichiatria. Si tratta della 6ª aggressione importante da quando è stata aperta la struttura di Via Colle lo scorso dicembre. Altavilla chiede una guardia giurata H24. Nonostante le nuove assunzioni, alla REMS di Maniago dice non vuole andare nessuno. Un problema, quello delle aggressioni sanitarie, rimarcata anche dall'ordine. Non c'è un giorno che non sentiamo di un'aggressione a un infermiere, a un medico. Qui intervenga direttori generali, insomma chi ha la possibilità e permetta anche di trovare soluzioni tipo mettere delle guardie giurate. Io mi auguro che lo faccia prima possibile, che siamo arrivati a qualcosa che è inaccettabile, sia violenze verbali ma soprattutto insomma violenze proprio fisiche. Approfittarono di una compaesana affetta da ritardo mentale. 2 fratelli di 61 e 53 anni sono stati condannati a 3 anni di reclusione per violenza sessuale. Indussero una ragazza affetta da ritardo mentale a subire atti sessuali, condannati a 3 anni di reclusione ciascuno. È la pena inflitta con il rito abbreviato dal GUP di Udine Emanuele Lazzaro a 2 fratelli di 61 e 53 anni residenti nel Medio Friuli. Stando le accuse, i 2 approfittarono delle condizioni psichiche della donna, oggi 26enne, loro compaesana. Il più anziano, nella seconda metà del 2019, incontrò 2 o 3 volte al mese la giovane, portandola a subire atti sessuali. L'anno successivo fu la volta del fratello minore che, tra aprile e giugno, ottenne dalla giovane prestazioni sessuali, in un caso complete, esercitando pressioni. In particolare, prima le dichiarò amore, poi le minacciò di lasciarla e di frequentare altre donne. Tale situazione emerse quando alcuni compaesani avvertirono la famiglia che la ragazza frequentava i 2 fratelli. Il difensore dei condannati, l'avvocato Denaura Bordandini, ha annunciato appello. Non è stato provato, spiega, che la ragazza sia stata manipolata dagli imputati e non è emersa alcuna violenza o costrizione. Al contrario, sono emerse una relazione stabile anche dal punto di vista affettivo con il fratello più giovane e una più breve con quello maggiore. Relazioni maturate, conclude, nella condizione di solitudine e di mancata integrazione sociale che accomunava le 3 persone.
Una scritta contro il popolo ebraico è comparsa questa mattina sulla sinagoga di Trieste proprio in occasione della Notte dei Cristalli. Indagini sono in corso da parte della Digos. Gli ebrei sono i novi, letterale, razzisti e fascisti. Questo è il testo della scritta fatta con una bomboletta spray sulla facciata della sinagoga di Trieste, la più grande d'Europa. Chi ha compiuto questo gesto l'ha fatto proprio nella notte, quella che nel 1938 è diventata drammaticamente nota come quella dei Cristalli, perché i nazisti hanno bruciato libri sacri e non, dato alle fiamme le sinagoghe e arrestato 30.000 ebrei maschi nella sola Germania. Il rabbino Alexander Meloni in ogni caso parla di un episodio circoscritto, ma non nasconde la preoccupazione per la situazione sociale. Una città comunque che accoglie, sì, ma che ha dei problemi come tutte le città e come tutta l'Italia. In un periodo economico difficile inevitabilmente anche riemergono questi problemi in cui si percepisce colui che è diverso come fonte forse anche di difficoltà, o come se, che è un mito, prendesse il lavoro agli italiani o quelli che si considerano italiani. Questo è un vero problema. Indagini sono in corso da parte della Digos di Trieste. Le telecamere della sorveglianza hanno ripreso il soggetto e, secondo quanto trapela, è già stato identificato perché è noto per altri gesti di questo tipo. Massima solidarietà alla comunità ebraica è stata espressa da tutte le comunità religiose e dalla politica. E condanna bipartisan e solidarietà alla comunità ebraica di Trieste sono state espresse dai gruppi del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Il governatore Massimiliano Fedriga ha parlato di gesto vile da condannare con fermezza. Trovare e punire colpevoli, non torniamo a tempi bui, ha scritto su Twitter la presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani. Erano pronti a qualsiasi evenienza e proprio per questo in un vertice in prefettura Udine erano state impartite alle forze dell'ordine le istruzioni affinché le operazioni di confisca di un bene di proprietà di una famiglia rom nel comune di Treppo Grande filassero via lisce. Agli occhi dei cittadini non è passato inosservato questa mattina l'ingente dispiegamento di carabinieri e poliziotti oltre al personale sanitario nei pressi dell'abitazione per la quale era stato firmato un decreto di confisca. Si temeva che a supporto della famiglia rom, alla quale sono stati già sequestrati beni in diversi comuni del Friuli, potessero arrivare familiari e amici che in qualche modo creassero problemi di ordine pubblico. Le operazioni coordinate dalla prefettura si sono concluse invece nel giro di 2 ore senza problemi. Un incidente che ha coinvolto 3 auto sul ponte di Dignano questa mattina alle 8 ha creato lunghe code e tra le persone ferite in maniera più seria una donna che è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. E di 3 persone rimaste ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8:30 sul ponte di Dignano, tra Dignano e Spilimbergo. Per causa del vaglio della polizia locale, 2 vetture si sono scontrate frontalmente, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Coinvolta anche una terza vettura. Nell'impatto una donna di San Vito al Tagliamento è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato 2 ambulanze provenienti da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso. In sinergia con i vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo, la persona incastrata è stata liberata e quindi affidata alle cure dell'equipaggio dell'elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Altre 2 persone sono state soccorse e trasportate con le ambulanze all'ospedale di Udine. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. La viabilità, a causa del sinistro, ha subito notevoli rallentamenti con code che si sono formate in entrambe le direzioni di marcia e hanno costretto a deviare il traffico. A Udine continua la stretta delle forze dell'ordine su Borgo Stazione. I controlli effettuati ieri sera dai carabinieri della compagnia di Udine hanno portato alla denuncia di 4 persone identificate, 85 persone in totale, controllati 13 veicoli. Sono stati denunciati 2 ragazzi italiani sorpresi a cedere 1,5 grammi di marijuana a un coetaneo sanzionato amministrativamente. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire un ulteriore mezzo grammo di marijuana e 20 euro ritenuti provento dell'attività illecita. Stupefacente e denaro sono stati sequestrati e altri 2 cittadini italiani sono stati denunciati perché sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza.
Questa mattina a Grado un'eccezionale ondata di maltempo. In meno di 3 ore dalle 9 alle 11:30 circa sono caduti circa 120 mm di pioggia. In tutta la località si sono registrate strade allagate, sono stati una decina i volontari operativi della squadra comunale di protezione civile di Grado. Diversi scantinati, come quelli di alcuni alberghi, negozi e ristoranti, sono stati invasi dall'acqua. Problemi anche a Casa Serena, la casa di riposo dell'isola della Schiusa, dove ai piani bassi si sono registrati allagamenti con dipendenti e operai del comune che sono intervenuti per ripristinare la normalità. La troppa pioggia in un breve lasso di tempo ha costretto il sindaco di Grado, Claudio Kovac, ad adottare il dispositivo d'emergenza per la viabilità, vale a dire sono stati aperti i varchi e chiuse le telecamere di controllo in modo che gli automobilisti potessero transitare lungo le vie pedonali dell'isola. Sono iniziate questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine le celebrazioni per il centenario dalla fondazione del Liceo Marinelli di Udine. Andiamo da Marco Pasquarello che sta seguendo la serata per noi. Buonasera dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine, lo vedete alle mie spalle, cominciano oggi le celebrazioni per il centenario del Liceo Marinelli di Udine fondato nel 1923. Dico cominciano perché questo è solo il primo di una lunga serie di eventi in calendario, però la dirigenza ha voluto cominciare da qui, dal Giovanni da Udine, appunto con un grande evento rivolto agli studenti, rivolto agli insegnanti, rivolto alle famiglie di studenti e di ex studenti. Sul palco tantissimi appunto studenti ed ex studenti con il coro, con la compagnia teatrale, con la con le tantissime attività del Liceo Marinelli, presente anche il governatore Fedriga che abbiamo sentito prima dell'inizio dello spettacolo. Rappresenta anche tutta l'importanza che ha e ha avuto la formazione per il nostro territorio, una formazione che devo dire è stata capace di innovarsi perché in 100 anni ha formato generazioni e ha permesso anche al Friuli Venezia Giulia di crescere e di avere dei professionisti in grado di valorizzare questo territorio. Quindi ci ho tenuto ad essere qui oggi proprio per dimostrare che i grandi investimenti anche sull'economia di un territorio passano attraverso la formazione e l'informazione che ha questa storia come Marinelli deve essere ricordata e omaggiata. Penso che abbia tutte le caratteristiche per farlo, è un liceo scientifico che devo dire anche grazie alla capacità di seguire le innovazioni è stato in grado quindi di essere competitivo anche nelle attrattività di studenti. Oltretutto ho inaugurato pochi mesi addietro la scuola Polmone di Udine che proprio sta ospitando i ragazzi e le ragazze del Marinelli e quindi questo vuol dire che si vuole investire anche nelle strutture scolastiche che ovviamente sono il contenitore, ma il contenuto è quello fondamentale per garantire un futuro a questo territorio. Siglato a Palazzo Belgrado a Udine il primo contratto di fiume della Regione, il compito degli enti che lavoreranno insieme è promuovere il territorio e le eccellenze agroalimentari, oltre a creare aree pubbliche a scopo ricreativo che potranno portare a un ulteriore sviluppo turistico. Siglato a Udine il contratto di Rio Roiello di Pradamano, un atto di impegno nei confronti del corso d'acqua che prevede accordi di programmazione strategica negoziata da parte di tutti gli enti coinvolti, Regione, Comuni di Pradamano e Udine, l'Associazione Amici del Roiello, Consorzio di Bonifica e Lega Ambiente. Il contratto di fiume è un primo passo verso il raggiungimento di obiettivi più ampi di tutela ambientale e di valorizzazione delle risorse idriche del territorio. Auspico che sia contagioso questo esempio perché abbiamo bisogno di fare contratti di fiume ovunque e cominciare il tagliamento che si sa è abbastanza litigioso fra i comuni della parte alta e la parte bassa perché magari gli interessi non sono gli stessi, ma qui sono stati bravi a chiudere questo perché l'interesse comune appunto dello sviluppo del territorio. Nel piano di azione del contratto di fiume del Rio Roiello è prevista la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio e la creazione di aree pubbliche a scopo ricreativo che potranno portare a un ulteriore sviluppo turistico. È un lavoro di partecipazione importante, abbiamo sempre lavorato in armonia, anzi siamo anche cresciuti con ulteriori stakeholders e associazioni che hanno voluto aderire a questo piano processo. L'acqua rappresenta quell'elemento che è la vita e sulla quale poi si costruiscono le comunità. Siamo stati un po' gli sperimentatori e a me piace ricordare sempre partendo dal basso. A Valvasone Arzene niente luminarie natalizie, i 35.000 euro che verranno risparmiati saranno trasformati in buoni spesa per le famiglie da utilizzare nei negozi del territorio.
Buoni sconto alle famiglie per 35.000 euro da spendere nelle botteghe del paese rinunciando alle luminarie natalizie. Il comune di Valvasone Arzene ha deciso di contrastare così il caro energia, una misura che sostiene i cittadini, in particolare quelli per i quali pesano di più le bollette, e anche le attività del territorio. A chi risponderà ai requisiti sarà consegnata un'apposita card. Permetterà alle famiglie con i redditi dichiarati ai sensi dell'ISEE più bassi di avere queste card ricaricate e potranno essere utilizzate solo all'interno delle botteghe di Valvasone Arzene. Si parla di importi consistenti che sono proporzionati all'aumento del costo dell'energia, sia quella che riguarda il gas, l'energia elettrica, ma anche la parte del gasolio. Con questi voucher che vanno dai 250 ai 500 euro per la fascia quella con redditi più contenuti, sotto i 12.000 euro di ISEE, potranno andare appunto nelle botteghe delle nostre comunità e in questo modo rappresenteranno anche una forma di entrata integrativa dei ricavi delle imprese, così da poter aiutare le stesse aziende che rappresentano una grande opportunità commerciale per il nostro piccolo borgo. La montagna pordenonese si sta progressivamente spopolando. La FNP CISL del Friuli Occidentale proporrà il 15 novembre a Barcis un piano di rilancio nel corso di un incontro con i sindaci dei comuni del territorio. Una proposta di intervento per il rilancio della montagna è quella che la FNP CISL di Pordenone metterà sul tavolo il 15 novembre a Barcis nel corso di un incontro con i sindaci della montagna pordenonese. Se il problema del progressivo spopolamento dei territori sembra ormai essere irrefrenabile, c'è una grossa fetta della popolazione, soprattutto quella più anziana, che va aiutata, a partire dai servizi assistenziali sanitari che sempre più spesso sono carenti in quelle aree. La problematica numero uno è l'invecchiamento della popolazione, comporta delle problematiche non da poco. La prima è l'assistenza sanitaria, sia dal punto di vista del medico di base che dell'assistenza alla persona, cioè infermieri e figure professionali collegate per le analisi, per tutto quello che serve. È stato organizzato un servizio dalla CISL per trasporto, però rimangono comunque delle problematiche di cui la popolazione ne risente moltissimo. Cappello, sindaco per 14 anni di Tramonti di Sopra, conosce i problemi della montagna e reputa necessario oggi più che mai interventi dal punto di vista del carico fiscale, della viabilità dei trasporti, delle attività commerciali e produttive e non in ultimo della formazione professionale. Noi porteremo le nostre proposte che abbiamo elaborato e sentiremo soprattutto quello che avranno da dire i sindaci e i rappresentanti delle realtà locali, che possono essere di tutti i tipi, anche le associazioni, soprattutto quelle perché sono loro, il contatto diretto col cittadino lo hanno loro e conoscono le problematiche molto più che non negli uffici di Pordenone o di Trieste. Generali ha chiuso i primi 9 mesi del 2022 con risultati in linea, se non in alcuni casi superiori alle attese del mercato, anche se il contesto russo-ucraino ha inciso negativamente. L'utile netto dei primi 9 mesi dell'anno della compagnia di assicurazioni è pressoché stabile a 2.233 milioni con un lievissimo calo dello 0,8%. Senza gli impatti degli investimenti russi risulterebbe aumentato del più 5,5%. Il risultato operativo è in ulteriore crescita del più 7,8% a 4,8 miliardi grazie allo sviluppo positivo dei segmenti vita e danni. Numeri diffusi da Generali l'indomani del CDA che ha approvato i conti, oltre alle luci le ombre. Il risultato non operativo è in rosso per 1.064 milioni, meno 731 nei primi 9 mesi del 2021. In particolare il risultato non operativo degli investimenti è pari a meno 245 milioni, soprattutto per le maggiori svalutazioni sugli investimenti classificati come disponibili per la vendita, in particolare quelli russi. Crédit Agricole in Italia ha annunciato i risultati dei primi 9 mesi del 2022 con un risultato netto aggregato pari a 877 milioni di euro, più 12% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo l'utile di Crédit Agricole Friuli tocca i 64,7 milioni di euro e segna in più 15% rapportato al 2021. Gli impieghi della banca con sede a Pordenone aumentano del 3% e si attestano a 8,4 miliardi. Anche le nuove erogazioni di credito sono in forte sviluppo e ammontano a 860 milioni, soprattutto per effetto degli oltre 3.000
nuovi mutui casa. Quasi 17.000 nuovi rapporti acquisiti al 30 settembre, con un indice di raccomandazione della clientela in costante miglioramento. E ora scopriamo chi è la friulana, unica italiana ad aver preso parte al The Future Fashion di New York. È stata l'unica italiana a intervenire a New York al Summit The Future of Fashion. Raffaella Gregoris, fondatrice e amministratore delegato di Buckle, il marchio fondato a Udine nel 2018, considerato antesignano della cosmesi minimalista ed efficace, ha preso parte all'evento newyorkese con il quale industria della moda e bellezza si confrontano su sostenibilità, design del prodotto e rispetto degli obiettivi climatici globali. Gregoris, l'8 novembre, a pochi passi da Central Park, ha diviso il palco con Mary Kate Boylan, direttore di moda della prestigiosa rivista internazionale Town & Country America. Credo che sia un argomento che dobbiamo avere tutti a cuore e sono orgogliosa di poter portare qui un po' di Made in Italy e anche un po' della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Buckle nel maggio scorso aveva lanciato un prodotto innovativo, tecnologico, coperto da 5 brevetti per realizzare il primo cosmetico solido con una quantità superiore di acido ialuronico che rende il prodotto efficace, sicuro e soprattutto sostenibile. Dal Friuli a New York il passo è stato breve e meritato. Con la sua tesi di laurea ha riprogettato un componente meccanico di precisione per uno strumento di misura siderurgico del gruppo Danieli, leader mondiale nella realizzazione di impianti siderurgici. È Giulio Molinaro di Buia, neodottore triennale in ingegneria meccanica del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Ha avuto come relatore della tesi Marco Sortino ed è stato supportato dal team di Gemet coordinato da Alberto Giacomini di Danieli Automation. Studio e messa a punto del componente in 2 laboratori dell'Uniud Lab Village, il polo di ricerca applicata avanzata in collaborazione con le aziende del territorio dell'Ateneo Friulano. Il componente di precisione riprogettato è destinato all'applicazione su uno scanner laser ad alta velocità per applicazioni siderurgiche prodotto da Danieli Automation. Il parlamentare friulano Marco Dreosto, esponente della Lega, è stato nominato componente, segretario e membro dell'ufficio di presidenza della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Sono orgoglioso che il lavoro in Europa e sul territorio sia stato premiato, ha detto. Serve un impegno a difendere l'interesse nazionale italiano in politica estera e dare tutto il nostro sostegno alle nostre forze armate, ha concluso. 15 pezzi unici che hanno fatto la storia della fisarmonica saranno in mostra dal 12 al 27 novembre a Fagagna. Da uno schizzo di Leonardo da Vinci è stato ricostruito da Mauro Buonoconto l'organo portativo di Leonardo, che potremmo definire per l'idea progettuale strumento aerofono simile alla fisarmonica. Ed è presente a Fagagna, al Palazzo Municipale, dal 12 al 27 novembre per la mostra La storia della fisarmonica. Questo strumento, a parte il fatto che è molto carino, molto bello da vedere, è una particolarità perché Leonardo ha lasciato uno schizzo, un'idea, e negli anni 70 un artigiano qui della zona, con il suggerimento appunto di Biasin, Dennis, ha provato a costruire questo modello e il risultato è stato notevole, tant'è vero è stato esposto anche nel Museo della Fisarmonica Castelfidardo, che è il cuore della fisarmonica a livello mondiale proprio. Ci sarà la possibilità di vedere, oltre a questo che è un po' la punta di diamante, anche altri modelli storici e ci sarà la possibilità di ascoltare il suono di questi strumenti non dal vivo, perché non è possibile suonarli, ma attraverso il QR code, un banalissimo cellulare, c'è la possibilità di ascoltare il suono delle fisarmoniche. Ci sono sì delle perle, no? Storiche di fine 800. Noi abbiamo insistito un po' per organizzare questo evento proprio per valorizzare uno strumento che negli anni si sta un po' perdendo. Sì. Tra poco a Sport FVG, focus sull'ultima sfida dell'anno dell'Udinese, sabato al Maradona contro il Napoli, ma anche sulle convocazioni mondiali. L'unico bianconero sarà Ebosé, è arrivata l'ufficialità della sua convocazione, e l'ufficialità della non convocazione invece, come già appariva, per Beto con il Portogallo. Parleremo anche poi di motori e non solo di scherma con Mara Navaria, che si prepara a Parigi 2024. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di serata. Arrivederci.